Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi sui 97.500 e sui nostri canali video. Oggi sono venuti a trovarci due ospiti, sono due musicisti, cantautori, sono Mauro e Giacomo da Ross. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Benvenuti ragazzi. Grazie, Voi Laura. siete due musicisti di Vittorio Veneto, Sì. però vi trovate spesso a suonare in montagna. Come mai? Vai. Perché sì, spesso siamo in montagna, che abbiamo il papà appassionatissimo di montagna e quindi ci ha iniziato a questa pratica fin da quando eravamo piccolini. Tant'è vero che poi avremo modo anche di approfondire un attimo il discorso. Sul disco c'è anche un brano che parla di questo, o meglio sul primo disco, non su quello che presenteremo oggi, che parla proprio di questo amore che è nato nell'altopiano del Cansiglio e quindi lui ci portava là a fare le prime passeggiate e da lì c'è entrata questa passione che dopo ad un certo momento ci ha portato a suonare sempre più sui monti. Insomma, sai, cominci una volta magari perché hai degli amici che hanno un locale o degli amici che organizzano una festa e da lì poi con un passaparola ci siamo trovati a suonare quasi esclusivamente no, però molto spesso, molto frequentemente in mezzo alle montagne. Sui monti. Chi sono i fratelli da Ross? Raccontatemi come avete cominciato. Tu sei Giacomo da Ross. Sì, io sono Giacomo da Rosso, capito? Ma tu sei Mauro da Rosso, Certo. sei più vecchio di me, È vero. perché hai iniziato tu. Sì, l'avventura con la musica è iniziata in questa maniera. In famiglia, oltre ad esserci la passione per la montagna, come abbiamo detto, c'era anche la passione per la musica, perché la mamma era una fanatica di musica lirica, quindi ascoltava dalla mattina alla sera queste arie operistiche, per cui c'era sempre questa cosa che risuonava. E poi anche il papà ha cantato per anni in un coro, e quindi quando io ero piccolino mi ricordo ancora qualche flash, insomma, andavamo ad ascoltarlo. Lui è arrivato dopo quando mio padre, quando nostro padre, dico sempre mio padre, fa troppo ridere questa cosa, diciamo sempre così. E quindi da lì, insomma, qualcosa deve essere scattata, insomma, una sorta di passione. Io verso i quinta elementare così ho chiesto di provare a suonare uno strumento e mi hanno indirizzato verso il pianoforte, ma all'epoca, arrivando appunto dall'era preistorica da cui appunto io derivo, gli insegnanti erano estremamente più severi di adesso, per cui dopo 3 mesi non ho più voluto saperne di lezioni, proprio un odio viscerale. Fortunatamente lì studiavo pianoforte e poi dopo, insomma, una zia argentina mi ha regalato un charango, una sorta di mandolino argentino, e ho provato e così ho imparato un po' i primi rudimenti. Mi sono fatto tutte le medie e le superiori da autodidatta. Nel frattempo lui stava crescendo e si intuiva che aveva una grandissima predisposizione per la musica. Quando si facevano i giri montagna, come si diceva prima col babbo, lui cantava già quando aveva 2 o 3 anni, intonatissimo, perfetto, e quindi ad un certo punto mancava il bassista, lui non aveva mai suonato uno strumento e quindi l'ho portato in un negozio, gli ho comprato il basso, gli ho messo in mano e la sera già suonava, insomma, ecco. In estrema sintesi. E così sono diventato un bassista. Mm-hmm. Ecco, appunto, voi avete fondato assieme ad Aldo Betto e Cesare Ceschin nel 2008 il quartetto Desueto, Esatto. con il quale sono usciti 3 dischi, avete fatto concerti un po' in tutta Italia. Sì. E poi è nato il nuovo progetto che è Cose di Famiglia. Esatto, poi per un motivo o per l'altro ognuno ha preso un po' la sua strada, fortunatamente andiamo d'accordo tutti ancora. Sì, quindi siamo rimasti amicissimi. e spesso insomma si collabora anche insieme, però per un discorso anche di geografie, famiglie, cose, no? Quindi ci siamo spostati un po' e quindi io e lui così una sera abbiamo detto perché no ci facciamo una suonata, no? Anche perché è un lavoro che magari ti porta a star lontano, perché se io suono in una band e lui suona in un'altra band e lo fai per lavoro rischi di vederti una volta ogni 6 mesi. Certo. Sì. E quindi è nato tutto un po' così, abbiamo detto vabbè dai, ci troviamo, facciamo una suonata in un'osteria a Conegliano, e da lì è partito un po' tutto il meccanismo, insomma è stato comunque un processo molto naturale e poi siamo fratelli andando d'accordo, quindi mi sembra che è una buona cosa, insomma, lavorare insieme. Ci fate ascoltare qualcosa? Sì, Canti tu però, perché io oggi vabbè, non c'è problema, tanto in Siamo questo senso fratelli siamo anche per fratelli, ci questo, diamo no? una mano a vicenda, quindi oggi tocca a me. Sì, ci tengo a sottolineare che non c'è una voce solista o principale,
abbiamo dei ruoli che si entrambi. interscambiano, e a volte fa lui, diciamo, la voce solista e io magari faccio dei cori e poi viceversa. Oggi faremo così, canterò io, ma insomma dai, e lui farà i cori. Il brano è Italia dove sei. Ci ritroviamo tra poco con i fratelli De Ros. Parlo di te, che non rispondi mai, immersa come sei nel vortice dei guai. Parlo di te, che nuoti a modo tuo, che poi non so qual è e non riesco a dirti addio. E a pensarci bene, sono solo pene e quasi mi conviene farmi un po' più in là. Io fatico ad ascoltare se tu non sai parlare di un mondo piccolino e che tu non vivi mai. Ma sono con te, se giochi contro Pelé, Olè! la partita del cuore o il programma sull'amore. Ma sono con te, se tu mi parli di un re, uè uè, buono, ricco, lui c'è, lo so, e pensa solo a me. A pensarci bene, sono solo pene e quasi mi conviene farmi un po' più in là. Io fatico ad ascoltare se tu non sai parlare di un mondo piccolino e che tu non vivi mai. Italia dove sei? Italia cosa fai? Italia caso mai, 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 non ti vergogni mai. Italia dove sei? Italia cosa fai? Italia caso mai, 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 non ti vergogni mai. Shabadibadabam, 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 shabadibadabadai, shabadibadabam, shabadibadabadai, shabadibadabadai, shabadibadabadai. A pensarci bene, sono a metà mese, non ci sto con le spese. Quando arriverà il conto del barbiere, assieme al salumiere, con le loro pretese, io gli dirò così. A pensarci bene, sono solo pene e quasi mi conviene farmi un po' più in là. Io fatico ad ascoltare se tu non sai parlare di un mondo piccolino e che tu non vivi mai. Italia dove sei? Italia cosa fai? Italia caso mai, 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 non ti vergogni mai. Italia dove sei? Italia cosa fai? Italia caso mai, 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 non ti vergogni mai. Non ti vergogni mai. E riprendiamo la nostra chiacchierata con Cose di famiglia. Loro sono Mauro e Giacomo De Ros. Questa era Italia dove sei. Di cosa parla questa canzone? È una canzone d'amore, però è un po' atipica perché anziché dedicarla a una ragazza, appunto l'abbiamo dedicata alla nostra Italia. Come spesso accade magari nei rapporti, soprattutto nei rapporti che lunghi, ci si critica spesso, no? Cioè mio amorosa, questo no, tanto, però in realtà se c'è un sentimento che ti lega, in realtà queste cose poi dopo anzi magari come dire, rinsaldano anche il rapporto. E quindi qui c'è una sorta di elenco, una fotografia un po' di tutte i luoghi comuni, se vogliamo, della nostra Italia. Quindi il pallone, i programmi di un certo tipo, le promesse elettorali che poi abitualmente non vengono mai mantenute, però insomma all'inizio lo diciamo, rimane comunque
per noi il paese più bello del mondo, e infatti non riusciamo a dirgli addio, come a una persona che si ama, insomma, ecco. Quindi in qualche misura questo è un po' in estrema sintesi quello che volevamo esprimere con questo pezzo. Certo. Voi oggi siete qui per presentare il vostro nuovo album, si chiama Doana. Mhm. E cosa vuol dire Doana? Allora, partiamo un po' da prima. Noi l'abbiamo scritto quasi interamente in un bivacco sui Monti del Cadore, e completamente isolati da tutto e da tutti, dove si arriva solo a piedi, così. Siamo portati via il computer, una scheda audio, lì c'era un piccolo impianto fotovoltaico, quindi si caricavano le batterie di notte con l'accumulatore e dopo di giorno registravamo, eccetera. E fortunatamente abbiamo beccato 4-5 giorni bellissimi, e davanti proprio a questo bivacco, quando si usciva, c'era tutta la valle del Cadore e c'era questa conca erbosa in mezzo alla montagna di fronte, dove si sentivano pascolare tutti gli animali, no? E c'era questa maiga che si chiama Doana, che poi in realtà sarebbe Dogana. Doana è in dialetto, loro la chiamano casera Doana, maiga Doana, no? Dove poi fanno formaggi, queste cose qua. E quindi nel momento, quando ci siamo trovati a decidere il nome, allora ci è venuto in mente non subito questo nome qua, ma abbiamo detto, prendiamo un po' di nomi del posto e vediamo se c'è qualcosa che ci piace, no? E quando siamo arrivati a Doana, che poi abbiamo capito che era poi quella che avevamo di fronte, ho detto, ci sembra, È lei. ci sembra che sia il titolo giusto, insomma, ecco. Quindi questa è la storia. Cosa contiene questo disco? Tra l'altro molto bello, a forma di libricino. Il nostro grafico Sergio Rosolin, che ringraziamo perché ha sempre queste idee geniali. Bellissimo. Esatto. Cosa volete comunicare ai vostri ascoltatori? Allora, diciamo un tema che ricorre in più di un brano è quello che sta alla base anche della scelta fatta per scriverlo, questo lavoro, cioè di cercare nei limiti del possibile di staccarsi almeno ogni tanto da questa inquietudine, frenesia, da questo senso di oppressione che bene o male io penso sperimenti un po' chiunque, no? In questo periodo siamo veramente bombardati in qualche misura, no? Da contatti continui, da pressioni che arrivano da ogni parte, e quindi in qualche misura abbiamo cercato di mettere all'interno dell'album un po' questo bisogno, e anche descrivere come ci si sente nel momento in cui riesci per qualche momento magari a staccarti da questa cosa. Poi in realtà ci sono anche, come dire, dei pezzi che parlano dei temi a noi cari. Noi per esempio il vino piace, non possiamo nasconderlo, siamo veneti, e quindi Ce l'avevamo anche in bivacco, certo, avevamo anche gente che ci sosteneva, veniva su a piedi a portarci magari dei piccoli generi di conforto, sì, salami, sì, esatto, sì. Qualche bottiglia, e quindi insomma, essendo un qualcosa che fa parte della tradizione e che richiede comunque, è molto simile all'arte in qualche misura, no? Produrre il vino, perché certo, c'è una componente di talento, il terreno buono, la vigna buona, e c'è una componente anche di lavoro, di impegno, di esperienza, e in più, se non si esagera, ci rende anche più umani. Tante volte davanti a un bicchiere di vino lasci andare anche qualche problema, insomma, dici vabbè dai, amen, qualche controversia. Poi c'è un pezzo sull'amicizia, per esempio, sull'importanza di avere qualcuno con cui condividere magari i momenti di difficoltà, che si intitola Parlami, e quindi insomma le tematiche a noi care. Si parte però tutto dal fatto che magari per fare una riflessione hai anche bisogno di staccarti un po', no? Perché se sei sempre bombardato continuamente dagli impegni, dai messaggi, dai contatti, e questo magari risulta difficile sedersi un secondo e riflettere sulle cose, ma a me cosa piace, cosa vorrei fare, come ecco, e quindi staccandosi magari poi vengono fuori queste idee. Cosa vi piace fare a parte bere e suonare? A me piace sciare, Sì. ad esempio. Montagna? Sì, tantissimo. E al mare anche con il salvagente, però, perché non nuoto molto bene. Lui un po' meglio. Ma io mi allineo con la sua, anche a me piace tantissimo sciare, camminare in montagna, correre anche, mi piace molto correre. Sì, passare anche serate con gli amici, queste cose. Mangiare e bere, sì. Sì, anche, passione, sì, abbiamo certo. una forte passione Leggere. enogastronomica. Sì.
E quali sono i vostri riferimenti musicali? A chi vi ispirate? Beh, per quanto mi riguarda è sempre periodico come stimolo, perché magari per dei mesi ascolto una cosa e dopo cambio, poi riascolto, poi, cioè è un continuo cambiare, non c'è una cosa che mi... cioè, non posso dire quello è il mio preferito, no? Perché Tra i grandi classici, non so, questa sera con chi vorresti andare a cena? Anche tra chi non c'è più. Beh, io se posso parlare io, è Paul Simon. Per me è stato uno dei punti di riferimento. Simon, soprattutto quando era, ma in realtà sempre, insomma, in duo con Art Garfunkel. Sono rimasto molto colpito quando stavo iniziando a suonare la chitarra, appunto da autodidatta, da quel bellissimo concerto che è il concerto in Central Park, dove si sono esibiti davanti a questa folla oceanica, e quelle canzoni mi sono rimaste proprio dentro. Per esempio, se dovessi fare un nome, ma poi ce ne sono veramente tanti. In Italia, beh, De André, lo stesso Battisti, sì. Fossati, sì, abbiamo diversi punti di riferimento. Poi se ci spostiamo magari sull'estero, non so, i Police per esempio sono un altro. Sì, Stevie Wonder, Esatto. Seal, cioè, c'è un sacco Bob di... Marley. Sì, Poi ne dici uno e te ne viene in mente un altro, Anche- quindi cioè, potremmo star qua a elencarne sì. talmente Certo. tanti che... Il secondo brano del nuovo disco è Lascia che sia. Ci guardiamo il video e poi torniamo in studio con cose di Bene, famiglia. Bene, buona visione. Lascia che sia per te novità, senza pensarci su o chiedere, o prova ad accogliere, vivere. Forse sarà più facile comprendere. Lasciale scorrere, forse si può lasciare andare, che arrivi da sé, che arrivi da sé. Lascerai che ritorni il sole, ancora colorerà la tua pelle portando l'estate. Forse è più semplice non pensare più, mettersi ancora in ascolto e poi in ascolto e poi lascerai che ritorni il sole, ancora colorerà la tua pelle portando l'estate. Lascerai che ritorni il sole, ancora colorerà la tua pelle portando l'estate. Na 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 na. Lascerai che ritorni il sole, ancora colorerà la tua pelle portando l'estate. Lascerai che ritorni il sole, ancora colorerà la tua pelle portando l'estate. Avete vinto 2 premi molto importanti. Sì,
Premio Alex Baroni? Sì, e la sezione cantautori del Cantagiro. Diciamo che sono andati a ruota uno dopo l'altro, perché prima abbiamo partecipato al Cantagiro, anche lì tra l'altro c'è sempre la montagna di mezzo, perché abbiamo conosciuto una promoter che organizza le selezioni in un locale in montagna, e da lì ci ha detto: ma venite, dai, fate, ha insistito un po', e noi alla fine abbiamo detto vabbè, andiamo, e da lì siamo partiti, e poi siamo arrivati alla fine e abbiamo vinto il premio Cantautori. Lì c'era uno degli organizzatori del Festival dell'Adriatico e ci ha detto: mandate altri brani anche al Festival dell'Adriatico, perché secondo me è così. Così è stata, e li abbiamo vinto. Come lo definite il vostro genere? È un mix di generi, forse new folk è il termine più adatto, perché all'interno c'è veramente un po' di tutto, cioè dalla ballad al reggae all'afro, al folk, al rock un po', cioè c'è tanta roba. E in questo lavoro, più che nel primo, siamo riusciti a condensare meglio tutti questi generi, insomma, ecco. Come fate ad aggiungere elementi nuovi alla vostra produzione? Per esempio, come nel caso di Doana, scegliendo un posto particolare dove magari comporre, quindi ricevi degli stimoli che poi si traducono in qualcosa che magari, rimanendo dove suoni abitualmente, dove fai le tue performance, diventa un po' più difficile, ma anche e soprattutto collaborando con persone diverse magari, o persone tra virgolette esterne, che però hanno una visione molto ampia della musica e quindi riescono in qualche modo a fare da suggeritori in qualche misura, ecco, darti degli input differenti, dove tu poi magari dopo riesci a pensare delle cose che, ecco, a questo non avevo pensato, e via, si genera magari la costruzione di un pezzo nuovo, di un suono nuovo. Nel progetto Cose di Famiglia chi scrive i testi e chi compone? Allora, io che faccio musica, melodie, e lui fa i testi. Sì, prevalentemente la questa mattina io suddivisione. scrivo le musiche e lui il pomeriggio scrive il testo. I compiti. Sì, poi dopo c'è un interscambio, nel Sì. senso che io quando scrivo un testo poi lui lo legge, magari dice questa cosa non mi torna, allora in qualche modo è come se intervenisse sul testo. La stessa cosa vale per la musica, quindi c'è comunque un interscambio abbastanza frequente. Globalmente si può dire così, insomma, ecco. E quanto tempo ci avete messo per comporre questo ultimo album? Moltissimo, per la verità, no? Una decina di giorni. Sì, per scrivere tutto anche meno forse, perché Sì. i primi 5 giorni, 5 giorni in bivacco, è uscito un pezzo al giorno più o meno. Caspita. E poi ci siamo ritirati in un altro posto un po' più comodo, e qualche altro giorno abbiamo scritto gli altri. È il potere dell'isolamento? Quello che si questo? diceva Sì. prima. Sì. Quindi non avevate telefoni? C'erano, ma sai, stai talmente bene che lasci tutto lì, fai proprio il minimo indispensabile, ma il tempo era infinito. Sì, comunque li si spegneva, Poi Sì. magari li accendevi alla sera giusto per vedere che non ci fossero, e questo aiuta, e veramente il tempo rallenta. Passa in maniera diversa. Rallenta tantissimo. Quali sono le prossime date in cui possiamo vedervi dal vivo? Ma io ho sempre con me, e infatti a volte mi prendono anche in giro, ho sempre un'agendina, quelle vecchio stile, essendo un po' vintage nei modi, e mi piace avere tutto sotto mano. Comunque abbiamo una data bellissima, il 5 aprile, sì, il 5 aprile saremo nel parco di Fannes Senes Braies, al rifugio Pederù, ed è un posto veramente, ma davvero tanto tanto magico. Faremo la festa di chiusura, no? Sì. Quindi lì, se qualcuno vuole iniziare a sentire, è un bel venerdì Si sera. arriva in macchina, Esatto. comodamente. 2 giorni dopo saremo sempre in Valpusteria alla chiusura di un altro rifugio, del rifugio Pollaio. Anche lì si arriva in Bellissimo. macchina. Anche lì volendo, esatto. Dove partono. Mentre la sera prima saremo a Refrontolo, visto c'è il nostro collegamento col vino che a noi piace molto, in un locale che si chiama Ombre Sane.
E poi c'è, per chiudere questo quartetto di date, il lunedì, l'8, saremo alle Due Spade a Conegliano, dove noi siamo nati. Lui parlava dell'osteria prima. Esatto. È lì, insomma, questo grappolo di serate. Poi insomma all'11... E poi siamo anche alla mostra del vino, Refrontolo. Bravissimo, il 30 di aprile, l'ultimo giorno, Importante, quindi sì. ecco, prima del 1 maggio, insomma, poi ci sono altri appuntamenti che si possono trovare sulla nostra pagina Esatto, Instagram, sì. Facebook. Ecco. Appunto, ricordiamolo. Sì, vai. Ricordo che noi abbiamo anche la pagina Facebook, la pagina Instagram, nonostante appunto tendiamo ad essere un po' vintage, un po', però è fondamentale insomma avere questa opportunità di... C'è chi lo fa per noi. Esatto, sì, abbiamo Mary, la nostra collaboratrice Quindi social. cercate cose di famiglia. Sì. Esatto, si trova tutto. Esatto. A proposito di vino, ascoltiamo l'ultimo pezzo dei Fratelli da Rossa, si intitola Vino, è contenuto in questo album, Doana. Certo. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui. Anche noi ringraziamo te. Vi ringraziamo molto, Sì, tutto lo staff. Tutto lo anche- staff Radio Veneto 1. Esatto, e speriamo di tornare, di ritrovarci. Assolutamente sì. Bene, Va bene, allora al prossimo appuntamento. grazie Certo. mille, grazie. Ciao a tutti. Ciao. E grazie a tutti voi che ci avete seguito, restate sintonizzati sui 97500 e sui nostri canali video. Forse colore in evidenza e parlo bene chiede tanta esperienza, o forse solo la sua presenza che accende i sensi e alleggerisce la coscienza. Ma quando sta con noi, bianco mosso fermo bollicine dai, mi viene da dire che tu sia diventato quasi umano, quasi il tuo cervello fosse sano. È rischioso dirlo caro hermano, ora non steccano versa piano, detto troppo abbastanza o forse più. Forse profumo che non mi stanca, o forse un pezzo della vita che mi manca, ma per averlo la mia palanca rinuncio volentieri a lasciarla in banca, perché quando sta con noi bianco ma soffermo bollicine dai, mi viene da dire che tu sia diventato quasi umano, quasi il tuo cervello fosse sano. È rischioso dirlo caro hermano, ora non steccano messa piano, metto troppo abbastanza, forse più. Sento l'odore in evidenza, sai parlo bene, qui si sente l'esperienza, ma non lo dire sia per creanza, che quando bacco sceso dentro alla tua panza, e quando sta con noi bianco ma soffermo bollicine dai, potresti dire che vuoi donarmi un altro essere umano, sai che il tuo cervello è ancora sano. Oste, non versare, stai lontano, oh, non potrò fermare la mia mano. Conosco il rischio, io mi alzo, sono umano. Oste, non versare a questo nano, e sai che mi son preso un po' la mano. Devo dirlo ancora, sono umano. Se mi capisci ho detto troppo, come vedi sono zoppo. Prego abbassi quello schioppo, pagherò. Vino. Cin cin. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.